Buonasera e grazie per essere intervenuti a questa serata che si annuncia estremamente importante per il nostro amato tagliamento. Il buonasera ovviamente è esteso a tutte e a tutti e soprattutto anche a chi viene da più lontano che ha dovuto sobbarcarsi un viaggio. Ecco. Questa è una riunione abbastanza particolare, nel senso che voi vedete nello schermo il tema, cioè fare il punto da 2 anni dalla delibera 530 del 24. Mi rendo conto anche che la questione del tagliamento non può essere esaurita in una delibera oppure in una serie di adempimenti burocratici, però questi sono estremamente importanti e soprattutto sono decisivi per la politica, per cui è bene che anche tutti siate un po' a conoscenza di come si sta svolgendo, a che punto siamo, ed è anche per questo che abbiamo esteso l'invito ai sindaci e ai consiglieri regionali, a persone insomma che di queste cose possono avere conoscenza e anche da illuminare un po' tutti. Ecco. Il comitato Siamo Tagliamento, noi siamo Tagliamento, ha pensato però di non esaurire l'argomento in questa serata, ma prossimamente ci sarà una serie di incontri per sviscerare un po' quelli che sono gli altri temi che riguardano il tagliamento, perché il tagliamento non è un impianto idraulico da poter così risolvere con 2 rubinetti e una valvola, ma è oserei dire un organismo molto complesso che va trattato nella sua complessità e soprattutto anche alla luce dei cambiamenti che stanno avvenendo e che forse quando il laboratorio tagliamento ha cominciato a studiarla non erano ancora così evidenti. Vi do su un semplicissimo dato. Oggi noi lamentiamo una siccità perdurante. In effetti dai dati, questi sono dati ufficiali dell'ARPA, risulta che finora tutte le precipitazioni sono in linea con le medie degli ultimi 30 anni, quindi il problema non è la quantità di pioggia, ma dove e come cade, per esempio. E quindi sono questo, e poi ci sono anche tantissimi altri accadimenti che si sono evidenziati in questi 25 anni e quindi forse vale la pena di iniziare. Prima della relazione dell'ingegner Giorgio Damiano io darei la parola a Fabio Masotti che illustra anche chi è che ha organizzato questo incontro e probabilmente ci dirà anche qualcosa sulla politica intesa non nel senso di esercizio di una parte, ma la politica di questo movimento di cittadini che è apartitico e che soprattutto vuole comprendere tutta l'asta del tagliamento, perché il tagliamento è Friuli. Prego Fabio. Grazie Umberto, buonasera a tutti e a tutte, buonasera ai cittadini, ai sindaci e agli amministratori locali che sono qui questa sera e hanno accolto il nostro invito. Vogliamo ringraziare la parrocchia di Santa Maria Maggiore Spilimbergo che ci ha dato l'ospitalità e ci ha concesso e messo a disposizione questa sala. Io sono Fabio Masotti e il mio compito stasera, a nome del gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento per ridare spazio ai fiumi, è darvi il benvenuto e spiegarvi in pochi minuti chi siamo e perché abbiamo organizzato questa serata di informazione e dibattito. Noi Siamo Tagliamento nasce dall'unione di donne e uomini, che sono liberi volontari, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie risorse personali a un obiettivo preciso: l'approfondimento delle dinamiche fluviali e la difesa del bene comune immenso che questo fiume rappresenta. Siamo un gruppo apartitico ed eterogeneo. Tra noi ci sono tecnici con una formazione multidisciplinare, scienziati, ma anche persone comuni, cittadini che vivono e amano questo territorio.
ci unisce una profonda responsabilità verso le generazioni future. Il nostro lavoro si sviluppa tra approfondimento, divulgazione scientifica e sostegno a petizioni internazionali, collaborando strettamente con realtà storiche come Legambiente, FVG e Associazione per la Terza Ricostruzione che sono presenti questa sera. In questo percorso si inserisce la recente proiezione qui a Spilimbergo del documentario di Roberto Pizzutti intitolato Restituire spazio ai fiumi, volto a spiegare l'unicità e la biodiversità del tagliamento e al contempo lanciare le proposte di mitigazione del rischio idraulico attraverso la rinaturalizzazione e la riduzione dell'esposizione al rischio stesso. Siamo orgogliosi di collaborare con il movimento internazionale River Collective per la coorganizzazione della settima edizione dello Students for River Camp sul tagliamento, che si sta tenendo dall'11 luglio e si concluderà domenica 19 luglio. Questo campeggio internazionale accoglie 25 studenti universitari e dottorandi provenienti da tutto il mondo per un'intensa settimana di formazione sul campo. Attraverso workshop sull'ecologia e sui diritti dei fiumi, il nostro obiettivo è trasformare il tagliamento in un laboratorio vivente dove scienza, arte e comunità si incontrano, rafforzando il legame tra la nostra comunità locale e il networking globale a difesa dei corsi d'acqua liberi. Promuoviamo una visione oggettiva e non ideologica del tagliamento come fiume vivo e complesso, soggetto a pressioni umane, prelievi idrici, sghiaiamenti, inquinamento, siccità, antropizzazione delle golene e consumo di suolo, che ne compromettono l'equilibrio. Denunciamo come l'attuale percorso amministrativo escluda la montagna, il territorio che storicamente ha pagato il prezzo più alto in termini umani e materiali a causa dei dissesti idrogeologici ed è più fragile ed esposto agli effetti del cambiamento climatico in corso. Il fiume deve unire le nostre comunità dalla sorgente alla foce, senza ignorare alcun territorio. Vogliamo essere un ponte tra cittadini e istituzioni, esigendo un dialogo trasparente sulla pianificazione territoriale basato sull'oggettività scientifica. Lo scorso 4 novembre abbiamo depositato presso la Quarta Commissione Ambiente regionale un documento per chiedere una svolta radicale attraverso precisi punti fermi. Riteniamo ancora preminente la necessità del ritiro delle delibere giuntali 530 e TC 1076 del 2024 adottate dalla Regione. Ribadiamo la nostra ferma contrarietà alle grandi opere altamente impattanti con cui si vorrebbe tentare di addomesticare il fiume, senza garantirne la sicurezza per il basso corso. Il piano di gestione dei rischi alluvioni corrente è basato su una modellazione obsoleta e risulta privo di una valutazione ambientale strategica, nonostante le opere previste ricadano su tratti di fiume riconosciuti come siti della rete Natura 2000, ZSC e ZPS, che richiedono una tutela dell'integrità ecosistemica. Chiediamo con forza un cambio di paradigma a scala di bacino attraverso l'adozione delle nature-based solutions, le soluzioni basate sulla natura, capaci di ridare spazio al fiume per permettere una naturale dissipazione dell'energia idraulica in caso di piena. Chiediamo una reale multidisciplinarietà e transdisciplinarietà nella redazione del DOFA, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, integrando fin dalle prime fasi le competenze di ecologi, geologi, geomorfologi, botanici, paesaggisti e faunisti alle figure ingegneristiche. Riteniamo pressante la necessità dell'adozione di un piano di gestione dei sedimenti a scala di bacino, obbligatorio dal 2016, basato sul ripristino del trasporto naturale dei materiali per superare la pratica degli sghiaiamenti in deroga fin qui attuati, interventi controproducenti che innescano fenomeni erosivi e di restringimento d'alveo, aumentando il rischio idraulico a valle. Chiediamo inoltre il potenziamento della rete di monitoraggio su tutta l'asta fluviale e, nel corso inferiore, la manutenzione sistematica nei pressi dei restringimenti in prossimità dei manufatti viari. Misure queste di priorità assoluta, la cui applicazione trova tuttora ostacoli di natura burocratica. È urgente il completamento degli adeguamenti arginali e prevenzione di rotture catastrofiche in molti tratti terminali del tagliamento, soprattutto in sponda veneta. Sono passati 2 anni dall'11 aprile 2024, quando la Giunta regionale approvò la delibera 530, rilanciando l'ipotesi della traversa laminante a paratie mobili in alveo attivo, adiacente al ponte di Lignano. A luglio dello stesso anno, proprio da questo palco, venne pronunciata dai sindaci di Spilimbergo e Lignano la volontà di dire no a queste opere
attraverso un ordine del giorno congiunto che venne approvato all'unanimità anche dai sindaci dei territori rivieraschi del medio corso e della comunità collinare. Oggi, a 2 anni di distanza, viviamo ancora un paradosso. Da un lato permane la ferma contrarietà della popolazione e della comunità scientifica internazionale nei confronti delle opere prospettate. Dall'altro, l'iter amministrativo, iniziato dalla Regione, avanza spedito, garantendo alle stesse opere impattanti e inutili la possibilità di essere realizzate. Come vi spiegheremo stasera, il bando del DOFA si configura come un percorso ineluttabile, che dietro la neutralità dei cavilli tecnici svuota le decisioni sociali del loro valore politico, riducendole a mere procedure burocratiche. Il rischio della tecnocrazia è quello di ridurre la gestione della res pubblica a un puro atto di governo amministrativo, allontanando la cittadinanza dalla tutela del bene comune. Il motivo per cui siamo qui stasera è per comprendere quale sia la direzione giusta da intraprendere assieme per uscire dal bivio in cui ci troviamo. Il bivio consiste nel fatto che c'è forse un'alternativa ad un DOFA blindato e che non fa ben sperare. Puntare decisamente sul nuovo ciclo del piano di gestione del rischio alluvione 2027-2033, che è in corso di impostazione presso l'autorità di bacino di settore delle Alpi orientali. Vogliamo sottolineare come la nostra azione sia sempre di unione e mai di contrapposizione. Non siamo qui per alimentare scontri politici o guerre tra poveri, ma per fare sintesi. Auspichiamo che la politica e gli amministratori locali si riapproprino del loro ruolo decisionale. Vogliamo che questa sala diventi un luogo in cui gli amministratori del territorio si rendano conto del bivio in cui si trova oggi il destino del tagliamento. B, capiscano che da questo bivio possiamo prendere una direzione sbagliata che ci porti dritti alle grandi opere di cui abbiamo già detto di no. O invece possiamo prendere una direzione diversa che ci porti verso un nuovo PGRA capace di contemperare sicurezza e qualità ecosistemica del fiume secondo un metodo di gestione del rischio che anteponga un sistema integrato di misure di mitigazione alle sole opere in alveo. C. Capiscono quindi che la direzione da prendere e il futuro del tagliamento dipendono solo da noi, amministratori, comunità e cittadini del territorio del tagliamento. Facciamo sentire quindi di nuovo la nostra voce unita per chiedere alla Regione di non nascondersi dietro le procedure dei bandi tecnici, ma di agire attivamente nei confronti dell'autorità di bacino amministratore delle Alpi orientali per integrare con forza nel nuovo PGRA le soluzioni basate sulla natura. Il tagliamento chiede un cambio di paradigma. Per realizzarlo c'è bisogno della voce, dell'impegno e del coraggio di tutti noi. Vi invitiamo poi a seguirci, a restare in contatto con noi anche attraverso i nostri canali di comunicazione. Abbiamo un nostro sito web che si ancora in fase di completamento e canali social. Se poi vi fa piacere, all'ingresso abbiamo un banchetto in cui potete lasciare i vostri recapiti e le email per essere inseriti nella mailing list e di Noi Siamo Tagliamento. Potete lasciare una libera offerta anche che poi gireremo alla parrocchia per l'ospitalità e la concessione di questa sala. E se vi fa piacere avete la possibilità di sostenere la nostra attività attraverso l'acquisto dei nostri gadget che trovate all'ingresso. Bene. Io vi ringrazio per l'attenzione e passerei la parola al moderatore, il nostro Alberto Sarcinelli, per le successive. Ecco, grazie Fabio. Universitario Livio Poldini mi diceva sempre a proposito del tagliamento, mi faceva sempre un esempio botanico. Il nome tagliamento deriva dal tiglio e in effetti il bacino del tagliamento sembra proprio un tiglio con le radici che sono nel mare, il tronco che si sviluppa fino al bacino iberifero montano che è ramificato proprio come un albero. In questo stava a sottolineare l'unità del corpo idrico, quindi il richiamo che ha fatto prima Fabio all'unità dei vari territori, perché il discorso del tagliamento non può essere una contrapposizione fra tratte, ma un insieme che riesce a risolvere i problemi del fiume e soprattutto anche i nostri problemi. Una delle associazioni che è sempre stata vicina a questa impostazione e ha effettuato anche nel corso di questi ultimi anni numerosi eventi che ineriscono tutta l'asta fluviale è Legambiente. Qui abbiamo il
presidente Sandro Carniaruti, che ci porterà il saluto e un suo breve intervento sul tema. Prego. Beh, innanzitutto Fabio mi hai stimolato il tuo bell'intervento, ma anche per il bellissimo nome che avete dato al vostro comitato. Noi siamo Tagliamento. Mi ricorda, no, una dicitura simile, no, che è presente nelle culture ancestrali dei popoli dell'Amazzonia, dove loro non conoscono il termine ambiente, qualcosa esterno a me, ma loro dicono io sono foresta, dove la relazione è talmente intima che è inscindibile. Noi siamo foresta, per cui questa mutazione qui sul Tagliamento è veramente molto bella e evocativa. E probabilmente anche la connessione tra culture ancestrali e l'innovazione potrebbe essere una traiettoria utile per ragionare sul futuro. E io in 7 minuti, 8 minuti vi racconto un po' quello che è successo a livello di associazioni, di alcune associazioni e del Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale sul Tagliamento. È una campagna che noi abbiamo nominato come il Tagliamento Libero, è supportata anche da Patagonia, no? Ed è iniziata 2 anni fa, nel 2024. Io corro molto velocemente questa storia e alcuni temi intersecano le domande che il relatore, il coordinatore della serata ci ha fatto, Sarcinelli. La campagna Free Tagliamento, no, ha sviluppato 4 azioni dal 2024 con alcuni obiettivi. Le azioni sono iniziate, no, nel ottobre 2024 con l'appello promosso dal Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale, con l'appello della comunità scientifica internazionale. 835 adesioni di 35 paesi diversi. A seguire, poi le vedremo nello specifico molto velocemente, il seminario internazionale, eravamo il 14 giugno 2025, poi l'organizzazione di 7 tappe sul Tagliamento, su 7 luoghi diversi dalla funzione sorgente, dove ogni luogo rappresenta un tema, no, da approfondire, dove si coniuga l'arte con la scienza e si cammina in aule o si calpestano le pietre e non si vedono solo slide. E infine la campagna che è in essere, 1000 occhi sul Tagliamento, iniziata nel maggio di quest'anno, che terminerà nel maggio 2027. Facciamo questo percorso molto molto velocemente. Ecco, partiamo dall'appello della comunità tecnico-scientifica. Ecco, interessante, no, mettere a fuoco quella che è stata la sintesi, il succo, la sostanza, no, di questo appello che voi vedete nella slide, e lo leggo proprio molto velocemente perché risuona tanti temi, risuona anche indirizzi, approcci, eccetera. Culture, no? La tutela questo appello era volto alla tutela delle caratteristiche morfologiche uniche e della sua connettività, soprattutto nel campo intermedio, nella valutazione integrata di tutte le possibili alternative su tutta l'asta, no? E in particolare su quelle basate sulla natura. C'è un ordine di priorità nello svolgere delle alternative, poi ci si chiede sono sufficienti, sì, no, e si prosegue, no, questo percorso dialettico e progettuale. È così. Terzo, riqualificare e mitigare gli impatti connessi alle pressioni che insistono sul suo corso, soprattutto sulla parte alta, pressione idroelettrica e pressione irrigua. E infine garantire partecipazione, informazione di qualità, partecipazione pubblica. Era l'ottobre del 2024. E poi c'è stato il seminario internazionale. Il focus è stata la gestione, buone pratiche, e la gestione dei fiumi e canali intrecciati, che ormai rappresentano una rarità nel contesto alpino, ma anche a livello europeo. Ecco, qui colgo 2 immagini, 2 persone di questo parterre di relatori, no? Conoscete
sicuramente Tochner da una parte e Andrea Gottara dall'altra. E poi ci sono state, abbiamo sviluppato le 7 tappe sul tagliamento, la prima a Bibbione, il 22 marzo 2025. I temi sono l'interazione tra fiume, laguna e mare, a fronte di pressioni crescenti del mare. Ecco, capire quali sono le dinamiche in essere, anche nello spostamento, no? Nella dinamica dei sedimenti, e come possiamo proteggere queste lagune, molto interessante. E lì è emersa per esempio l'idea, con riferimento a Porto Gaselle, no, di creare un'area tampone, no? Una zona umida a monte che filtra i sedimenti del Cavrato, garantisce biodiversità, assorbimento dell'anidride carbonica, eccetera. Ecco, sono progetti che in qualche modo devono essere testati attraverso progetti live, ma ci deve essere una elaborazione quasi tumultuosa, no? In termini di idee proposte. Poi a seguire siamo saliti alla Tisana, a Ronchis. La Tisana abbiamo fatto un focus sui cambiamenti climatici e come cambiano i modelli di precipitazione, ma anche all'interno della nostra regione, tra la zona interna alpina e la pianura e la zona costiera, ma anche il ruolo che il Cavrato ha avuto nel tempo, no? Come si è configurato guardandolo lì all'incile. Salendo ancora a cammino del tagliamento, il tema centrale è stato quello dei sedimenti. Noi non abbiamo un piano di gestione sostenibile dei sedimenti, abbiamo un spezzatino e vediamo quali sono stati gli effetti negli ultimi 100 anni. Dobbiamo avere una visione lunga per cogliere dinamiche che poi possono essere visibili, che sono visibili e possono essere raccontate. E siamo saliti poi a Stretta di Pinzano e a Dignano e l'abbiamo chiamato il sentiero delle grandi opere. Da 50 anni, no? Le grandi opere insistono su questa tratta. E salendo a Osoppo, le pressioni irrigue, no? La presa di Ospedaletto, del flusso ecologico, ma anche un'esercitazione su come potrebbe diventare la piana di Osoppo un'area di laminazione delle piene, no? Con un approccio tecnico, no? Tra l'altro poi il sindaco a suo tempo poi ha dato disponibilità a fare questi esercizi sul campo, no? E poi saliamo in Carnia, il fiume diventa silente nel tratto che va da Socchieve fino a Tolmezzo. Il fiume diventa silente, l'impatto del grande idroelettrico, ma anche i temi connessi con l'energia, no? Le concessioni del 2029 volgono al termine, quale potrebbe essere il ruolo del territorio in questo processo, ci sono dei protagonismi che emergono, oppure siamo in attesa di un passaggio burocratico. E da ultimo, ecco, a Castello di Ragogna, dove abbiamo tentato una sintesi. Ecco, queste alcune immagini, ecco, dei percorsi fatti, delle persone, degli incontri, eccetera. Vado molto velocemente. Nella 7ª tappa siamo a Castello di Ragogna, che nell'immaginario mio dovrebbe diventare un centro di documentazione. Abbiamo una risorsa straordinaria, abbiamo centinaia di esperti che vengono sul fiume e non abbiamo un luogo dove depositare conoscenza ma anche relazioni tra esperti e comunità e le nostre istituzioni scientifiche regionali, no? È incredibile, no? E lì c'è stata, e vado a chiudere, la presentazione di una prima proposta progettuale, no? Di laminazione fuori alveo, senza traverse, no? Supportata da apposita modellizzazione bidimensionale, per cui non era un pourparlers, ecco, gestito dal Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Bastava quello, no, ma era già un pezzo importante, E poi niente, abbiamo parlato molto di gestione degli sedimenti, del flusso ecologico, l'ipotesi del centro di documentazione, un osservatorio sulle acque nell'Alto Bacino. E conosciamo molto poco, ma anche le istituzioni locali conoscono molto poco dei flussi, delle concessioni, se esiste un autocontrollo, no, a valle delle derivazioni, eccetera. Insomma, no, sono quegli elementi base, no, che fanno
maturare conoscenza da una parte e consapevolezza della risorsa. Ecco, questa è l'ultima, e vado a chiudere, l'ultima campagna, sempre a questo parterre di associazioni con il CIRF, l'abbiamo chiamata 1000 occhi sul tagliamento. È un monitoraggio che facciamo da maggio in poi su 17 punti sensibili del tagliamento, dalla foce fino su a Succhiede, a Valle di Caprizi, no? Nei punti naturalmente più interessanti, dove monitorare alcuni parametri fattori, quali a monte valle delle derivazioni, a monte valle delle confluenze, a monte valle dei ponti, per cui luoghi pensati molto bene prima, dove con 30-40 volontari su 5 circoli di Legambiente, 6 circoli di Legambiente che vi operano, ma poi c'è la foce del tagliamento, il WWF alla foce, il CIRF che garantisce supporto tecnico-scientifico. Monitoriamo 4 parametri, è un monitoraggio civico, però con supporto scientifico, non è un monitoraggio così random, nei tempi e nelle modalità. Monitoriamo il deflusso delle acque, per cui il numero di canali, le acque, le modifiche, che le portate cambiano a monte valle delle derivazioni, eccetera, eccetera. Per cui il flusso delle acque, poi la continuità fluviale, la mobilità della fauna ittica, i lavori in alveo, per cui la pressione sul giacimento dei sedimenti, ecco. E infine anche altre cose, ad esempio la presenza di mezzi a motore in alveo, in aree SIC, ma anche fuori SIC, insomma, anche questo diventa un tema, cioè non vorremmo che diventasse un autodromo, con tutti. E infine, e chiudo, la campagna prevede anche delle dirette streaming, questo mi serve anche per fare magari poi il passaggio attraverso Sarcinelli al relatore successivo, dove ogni mese affrontiamo un tema. L'ultima volta proprio è stato il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il prossimo appuntamento sarà a fine luglio, dove si parlerà di cambiamenti climatici e l'impatto che hanno sulla criosfera, ma anche temi nuovi emergenti come quello della siccità, che diventerà un grosso problema con tempi di ritorno molto stretti, stringenti e con effetti economici importanti. Mi pare un tema molto sottostimato, che richiede un governo del territorio adeguato a queste sfide. Non riguarda solamente le aste fluviali, ma riguarda i territori anche di contorno. Dobbiamo trattenere l'acqua a monte. Ecco, chiudo con un'immagine, anche questa, ma così a ricordo dei 50 anni del terremoto, è stata fatta nel 76. Non guarda il fiume a valle verso la stretta di Pinzano, ma guarda il fiume a monte. Una volta veniva anche la neve. Brevemente per qualche secondo, Carnelutti ha accennato al ruolo di laminazione naturale soprattutto del campo di Esopo. Questo fa parte di una serie di studi molto recenti che hanno fatto una serie di università sia americane che africane sul ruolo che hanno avuto le torbiere e le paludi, che ahimè nel medio tagliamento, ma anche in quella per esempio qui vicino a Sequals, sono state tutte bonificate, cioè tolte. Ecco, pensate che la torba oppure gli sfagni riescono a catturare, a trattenere 1600 volte a trattenere l'acqua 1600 volte più del loro volume.
quindi sono non solo delle potenti laminazioni, ma anche dei potentissimi raccolte di acqua, specialmente in questi momenti di siccità. Se frequentate internet potete trovare per esempio nei siti dell'Okavango, che è quel fiume del deserto della Namibia che fino a pochissimo tempo fa non si sapeva da dove veniva l'acqua, visto che non c'erano ghiacciai. Ebbene, hanno scoperto che tutta l'acqua viene trattenuta proprio dagli stagni. Due altre piccole considerazioni. Una, avete sentito parlare di Doc FAP? Noi qui siamo abituati sempre più, ahimè, a parlare con acronimi. In realtà il Doc FAP è il documento di fattibilità, cioè il documento burocratico, tecnico-burocratico, che insomma dovrebbe dare le risposte, dovrebbe dare l'indirizzo alla politica. Ecco. Un'altra cosa, prima di introdurre l'ingegner Giorgio Damiano, vorrei informarvi che proprio per motivi di spazio e di tempo, chi volesse fare poi domande sia ai nostri relatori sia all'ingegner Damiano oppure anche agli altri ospiti che saliranno su questo palco, possono iscriversi, possono prenotarsi con la signora Sabrina, che adesso sta alzando la mano qui alla mia sinistra, e con un cenno arriverà a prendere i vostri nomi. Ecco, abbiamo pensato, per dare spazio a tutti, di limitare a un paio di minuti le vostre domande o brevi considerazioni. Grazie. Adesso passiamo all'ingegner civile, e mai questa dizione, diciamo così, accademica di civile è importante nel nostro caso, Giorgio Damiano, che ci parlerà proprio di un argomento, ahimè, abbastanza pesante e noioso, però lui ha l'esperienza e la capacità di renderlo abbastanza fruibile da parte di tutti. Si avvarrà anche di un impianto iconografico, vulgarmente chiamato slide. A lei, ingegnere. Grazie, buonasera a tutti. A me spetta questa sera l'ingrato compito di spiegarvi un po' che cosa è successo in questi 2 anni dalla delibera 530 dell'11 aprile 2024 ad oggi. Sono passati in pratica 2 anni. Faccio un piccolo riassunto. La Regione Friuli Venezia Giulia il 9 dicembre del 2022 ha dato l'incarico a Idrostudi per la stesura di un documento preliminare all'avvio della progettazione, il cosiddetto DPP, di cui ne abbiamo già parlato tantissimo nelle sedute precedenti. Questo documento preliminare all'avvio della progettazione per la realizzazione di un'opera finalizzata alla laminazione delle piene del medio e basso corso del fiume Tagliamento, secondo quanto indicato a me dispiace parlare con gli acronimi, ogni volta vi spiegherò di cosa si tratta, ma qua purtroppo in Italia stiamo prendendo una brutta piega e addirittura abbiamo acronimi che con il vecchio decreto dei lavori pubblici, acronimi che sono uguali a quello che è il nuovo decreto dei lavori pubblici, però dicono cose diverse. Allora, in pratica, quando è stato dato questo incarico, esisteva ancora nel PGRA, che è in pratica il piano di gestione del rischio alluvioni, che viene fatto dall'autorità di bacino, esisteva una certa misura. Questa qui è un po' generica, la M32. Non sto neanche a ripetervi le lettere e tutto il resto, ve le spiego per ordine che andiamo avanti. Il PGRA, cioè il piano di gestione del rischio alluvioni vigente in quel periodo, prevedeva la costruzione di una misura, cioè di un'opera, che era, guardiamo solo le ultime 4 lettere, la A031, la realizzazione di un ponte traversa a Pinzano per la creazione di un bacino di espansione in linea della capacità di invaso pari a 18 milioni di metri cubi.
cioè era in pratica l'equivalente di quello che poi hanno deciso di fare a Dignano. Andiamo avanti. Successivamente, il 22 dicembre del 2023, un anno circa dopo, con decreto della segreteria, dell'autorità di bacino, ha aggiornato le tabelle dell'allegato 3B, cioè in pratica ha aggiornato le modalità per cui bisogna ottemperare a quello che è il piano di gestione del rischio alluvioni, con un'altra misura. Questa misura è uguale, identica a quella sopra, cambia soltanto la lettera A, è aggiunta la lettera A. Questa nuova misura prevede lo spostamento della traversa da Pinzano a Dignano. Guardiamo le date: 22 dicembre del 2023, sopra incarico idrostudi 9 dicembre 2022. Il 3 aprile 2024 l'autorità di bacino ha trasmesso con lettera alla Regione e all'ingegner Massimo Canali il decreto, in pratica l'aggiornamento dell'allegato 3B, che prevedeva proprio lo spostamento della traversa da Pinzano a Dignano. Il 9 aprile 2024, cioè le date sono importantissime, perché il 9 aprile, allora, il decreto è uscito il 22 dicembre, l'incarico ai idrostudi è del 9 dicembre di un anno prima, il 3 aprile l'autorità di bacino in pratica trasmette l'aggiornamento ufficialmente alla Regione Friuli Venezia Giulia, e per conoscenza l'ingegner Massimo Canali, che è il direttore dell'ambiente, e in data 9 aprile Idrostudi consegna il documento preliminare all'avvio della progettazione. L'11 aprile 2024 esce la delibera 530 della Giunta regionale. Ma perché ho fatto tutto questo riepilogo? L'ho fatto semplicemente perché, se noi guardiamo le date, sì, hanno un significato, almeno io gli do un significato. Significa che dopo aver dato l'incarico a Idrostudi per fare il documento preliminare all'avvio della progettazione, il 9 dicembre 2022 era già stato deciso di spostare la traversa da Pinzano a Dignano. Questo è quello che penso io, Documento preliminare, questa è la prima pagina del documento preliminare di cui abbiamo appena parlato. È un documento che è firmato dal RUP, cioè l'incarico è stato dato agli Idrostudi, ma chi lo firma è il RUP, che è responsabile unico del procedimento. Se noi andiamo a vedere, la delibera 530 della Regione Friuli Venezia Giulia prendeva atto del decreto, come ho detto prima, e veniva decretato l'aggiornamento ai sensi dell'articolo 6, eccetera, eccetera, eccetera. Attuazione del piano di gestione del rischio delle alluvioni, il cosiddetto PGRA. Nello specifico, in luogo di questa misura, che è proprio la traversa a Pinzano, che è questa schematicamente, ed è la traversa che era stata proposta dall'ingegner Causero durante nel laboratorio tagliamento, al quale tra l'altro ho partecipato anch'io, ed era arrivata prima effettivamente per tutti quanti i calcoli, i conti che avevamo fatto, ma l'autorità di bacino ha deciso di cambiare questo è il bacino che doveva trattenere. Qui sotto vedete c'è in pratica la strettoia di Pinzano, e questo era un bacino che non andava, cioè non ha niente a che vedere con quello che era previsto negli anni 70. Quello era un bacino da 100 milioni di metri cubi, questo doveva arrivare al massimo a 18 milioni di metri cubi. Ha deciso di sostituire con questa nuova misura, che è la 031A, costruzione di una traversa laminante con luci mobili e paratoie piane adiacente al ponte di Dignano, per la creazione di un bacino di espansione in linea in albero. Allora, ci sono state un po' di polemiche per questo rendering. Io devo dire però una cosa: questo è stato fatto, la parte delle dimensioni l'ho fatta io, il rendering l'ha fatto l'architetto Davide Lauretano, che è anche assessore ai lavori pubblici qui proprio a Spilimbergo. Questo rendering, cioè questa figura che vedete, adesso vediamo anche le altre, è preciso, cioè perché
Perché? Perché il documento preliminare all'avvio della progettazione è un documento blindato, è un documento che la legge prevede, è il documento che il responsabile unico del procedimento, nel momento in cui viene approvato, viene dato al progettista, il quale può cambiare ad esempio la forma delle paratoie, può cambiargli il colore, può riuscire a fare alcune cose diverse da quello che sono scritto, ma cose banali. Cioè quello che è scritto lì, quella traversa, come è stata prevista in quel documento, non può essere spostata, non può essere più alta e non può essere più lunga. Cioè il documento preliminare all'avvio della progettazione è blindato e questo lo prevede la legge. Da quel documento, stiamo parlando del vecchio codice degli appalti, da quel documento doveva partire successivamente il preliminare alla progettazione, il definitivo, il progetto definitivo e poi il progetto esecutivo. Li vedremo più avanti. Ecco, questa è la zona in cui doveva essere fatta doveva, io parlo così perché spero che cambino un po' le idee, dovrebbe essere fatta la nostra traversa. Queste sono le zone che finiscono sott'acqua, e chi conosce Spilimbergo sa che abbiamo la scuola agraria e poi ci sono tutta una serie di strutture che dovrebbero finire sott'acqua. Questo però nel progetto preliminare è previsto il fatto di creare degli argini per evitare nel momento in cui l'acqua sale, queste vadano sott'acqua logicamente, no? Allora, secondo le analisi preliminari predisposte dall'autorità di bacino, la capacità di invaso richiesta per laminare l'onda di piena di riferimento, tempo di ritorno di 100 anni, cosa significa? Cioè si sente parlare spesso in maniera non proprio corretta del significato del tempo di ritorno. Il tempo di ritorno è un dato statistico. Quella centenaria significa che da tutte le analisi che sono state fatte, la piena centenaria, che dovrebbe corrispondere a quella che è avvenuta nell'alluvione del 66, è di 4.650, 4.700, 4.400, perché ci sono varie ipotesi su questo, ma 50 metri cubi al secondo non cambiano niente. Con questa traversa in pratica noi riusciremo a far passare solo 4.000 metri cubi al secondo e pertanto dobbiamo trattenerne 650 metri cubi al secondo, per un totale, cioè tutta questa traversa trattiene a monte 29 milioni di metri cubi. Certo, li trattiene se la piena è quella centenaria, ma nel momento in cui questa piena non fosse centenaria, deve stare al palco, perché per non far crollare la traversa dovremo aprirla. Pertanto questo progetto è un progetto che potrebbe, ha alte probabilità di non funzionare proprio nel momento in cui dovrebbe funzionare. Non c'è solo questo previsto dall'autorità di bacino, no? Dal piano di gestione del rischio alluvioni, ma è prevista anche la costruzione di una traversa a Varmo di 22 milioni di metri cubi. In pratica a Varmo andremo a costruire una traversa e porteremo fuori su 3 vasche di espansione 22 milioni di metri cubi. Il totale tra la traversa di Spilimbergo e quella di Varmo permetterebbe il passaggio alla Tisana di 3.600 metri cubi al secondo, che secondo i tecnici dell'autorità di bacino è una portata che non creerebbe problemi. Ho detto non creerebbe problemi e ho detto una cosa non corretta. Abbasserebbe il rischio di esondazioni alla Tisana, perché comunque sia alla Tisana il rischio che l'acqua del tagliamento esondi c'è sempre. Ecco, questa è una schematizzazione che è stata tratta proprio dal DPP, dal documento di idrostudi. Qui c'è un errore, scarpata a sinistra e scarpata a destra sono invertite, e questa traversa avrebbe una lunghezza di 2.350 metri.
questa di 2350 metri, quella di Pizzano aveva una larghezza di 150 metri circa. Allora, io voglio fare subito, dovevo anche dirlo prima, io non condivido interventi di questo tipo, né quello di Pizzano, né quello tra Vignano e Spilimbergo, assolutamente. Però ritengo che il fatto che siano passati, l'autorità di bacino abbia deciso di passare da una traversa di 150 metri ad una di 2350 metri, mi mette in imbarazzo, perché vorrei capire quali sono state le motivazioni che hanno spinto l'autorità di bacino a fare questa scelta. Tra l'altro, proprio stamattina, leggendo la relazione dell'autorità di bacino, quella che viene fatta prima di fare la variazione al piano di gestione del rischio alluvioni, il cosiddetto PGRA, ho cercato dappertutto di trovare dove c'è scritto che abbiamo cambiato idea per questo motivo. No, assolutamente, mi sono fatto aiutare anche dall'intelligenza artificiale, ho chiesto a dei colleghi, per cortesia leggetevela voi, sono 70 pagine, pertanto me la sono letta 2 volte, non c'è scritto, parte facendo tutto quanto il preludio della diga a Pinzano, poi a pagina 32-35 a un certo punto dice: per quello che abbiamo detto sopra è stato deciso di fare la traversa a Spilimbergo. Cioè sono andato a cercare anche le pagine, ho detto magari mi è saltata una pagina del PDF, mi è saltato qualche cosa. No, non mi è saltato niente. Poi dopo è chiaro che potrei aver sbagliato, ho dei dubbi, ma potrei aver sbagliato anch'io. Continuerò a cercare. Non esiste la motivazione per cui è stata cambiata quest'opera. Ripeto ancora, per non essere frainteso, io non condivido né che sia fatta a Pinzano né che sia fatta a Spilimbergo, però a Pinzano avevamo uno sbarramento di 150 metri, a Spilimbergo di 2350, a Pinzano un costo di 40 milioni e a Spilimbergo un costo che dicono di 200 milioni, ma nella realtà sono sicuro che potrebbero raddoppiare senza nessun problema. Allora, guardiamo un po' come è fatta la sezione di questa traversa. Ripeto, questa traversa, siamo riusciti a fare questi disegni solo perché nel documento preliminare all'avvio della progettazione fatto da Idrostudi era fatto molto bene, c'era scritto benissimo tutto, anche di più. L'unica cosa che mancava era la distanza tra il Ponte Vecchio e la traversa, però c'era scritto che era nelle vicinanze, prossima alla traversa. Pertanto abbiamo preso una distanza che non sia catastrofica e che sia quella che più o meno, perché qui in su non si poteva neanche fare, no? Allora, se voi vedete, sono 102 metri il piano stradale del ponte, non dico vecchio ponte, del ponte. 105 metri è il tirante d'acqua, la misura, cioè quanto al massimo può arrivare l'acqua nel bacino, c'è scritto lì. Allora abbiamo 1 metro di franco e arriviamo a 106, abbiamo un altro metro che serve logicamente per tirare sulle paratoie quando non servono, più abbiamo un impalcato sopra che non è per far passare la strada, un ponte, è una strada che serve solo ai mezzi per fare la manutenzione. Sopra ci sono gruppi, sono carri ponte, eccetera. Se si rompe una paratoia, per non intervenire dal ponte, da sotto, bisogna intervenire da sopra, e pertanto ci vuole il carro ponte. Non sono paratoie che pesano pochi quintali, no? Sono paratoie che pesano tonnellate. Questa è un'altra immagine che questa è stata rifatta, comunque disegnata, e poi
diciamo che ci siamo aiutati con la intelligenza artificiale per farla. C'è una cosa da dire, no? Se la vedete qui voi, vedete che ci sono alcune paratoie che non passa l'acqua, altre che passa. Allora il ponte ha una trentina di luci, adesso non ricordo se sono 29 o 31. Nel documento dell'autorità di bacino c'è scritto chiaramente che le luci che si devono utilizzare possono essere al massimo 12 o 13. Le altre 17? Le altre 17 devono essere chiuse, cioè in caso di piena bisogna chiuderle. Nel documento preliminare alla progettazione fatto da Idrostudi c'è anche aggiunto che quelle bisogna decidere cosa fare, cioè se chiuderle definitivamente con, che so, dei set in calcestruzzo, o se ad esempio fare dei banchi di terra per chiuderle. Cosa significa? Significa che quelli che sono i rami intrecciati di cui parlava prima Carnielotti vanno dove? Si finiscono. Cioè invece di avere 30, perché già adesso se voi andate in internet e se lo guardate anche dal ponte, il ponte è 950 metri e in più poi abbiamo ancora più di 1 chilometro di rilevato della strada. Quello lì, cioè se dovessi decidere io, deciderei di eliminarlo e di chiudere il ponte fino a dove adesso dovevano fare la rotatoria con la strada che arriva da Basiliano. Riaprirei completamente tutto quanto il pezzo del tagliamento, no? Tutto, che sono 2,5 km circa. Invece in questo caso vogliono chiudere ancora di più, cioè riducendo il passaggio dell'acqua su 12 luci, cioè su 12 paratoie. Questa è un'altra immagine che è un'immagine che serve soltanto per capire più o meno quello che succede, però attenzione che questa traversa è una traversa reale, cioè questo disegno è stato fatto tenendo conto di tutte quelle misure, come dicevo prima, ed inoltre non c'è tanta possibilità di uscire da questo disegno, anche perché nel documento presentato da Idrostudi c'è scritto similmente ad un'altra diga che si trova sul Po, e adesso non mi ricordo dove, che siamo andati a vedere ed è uguale identica. Ecco, un'altra immagine, qui vediamo sulla mia destra, diciamo, da questa parte che è l'invaso, mentre qui è il passaggio dell'acqua che finisce sul ponte. Altra cosa che io dico, la dico da tecnico, è con tutti i tronchi, con tutto quello che viene giù, cioè ci rendiamo conto che dobbiamo far funzionare 13 paratoie che devono scendere e portarsi ad una luce di una certa altezza per far transitare una portata di 4.000 metri cubi al secondo. Immaginiamoci che una non vada giù, sappiamo benissimo che è possibile. Immaginiamoci che il temporale interrompa la corrente, pertanto dobbiamo avere sicuramente gruppi elettrogeni che devono essere ridondanti e devono far funzionare il tutto. Cioè questo è un progetto che a mio parere non crea solo problemi idraulici, ma può creare proprio problemi di sicurezza. Se una paratoia non scende, ciò significa che tutta l'acqua passerà per la luce dove non è scesa la paratoia. Immaginatevi che fine fa il ponte a valle. Ecco qua, questa è un'altra immagine e andiamo avanti. Dopo che la delibera è diventata di dominio pubblico, no? Anche grazie alle forti opposizioni di gruppi di cittadinanza attiva come Noi Siamo Tagliamento, Lega Ambiente e di alcune associazioni che hanno raccolto le firme contro la costruzione dell'opera, consiglieri regionali, posizioni pubbliche prese dai sindaci di Spilimbergo, Lignano, Pinziano e di altri comuni, il 16/7/2024, cioè, torno a dire, ripeto, quel documento che ha fatto Idrostudi, il documento preliminare all'avvio della progettazione, è un documento blindato, cioè un documento dove non lo si poteva toccare. Cosa fa la giunta regionale? Ha pubblicato un documento di generalità 1076.
avente per oggetto opere di laminazione lungo il fiume Tagliamento, comunicazione. Queste tre cose che ho scritto le ho tirate fuori da quella delibera, no? Il documento approvato con la delibera 530 dell'11 aprile 2024 ha consentito un primo approfondimento ed evidenziato alcune criticità che la realizzazione della traversa laminante potrebbe comportare, considerata anche la prossimità con il ponte di Dignano. Ma stiamo scherzando? Se dovevano esserci delle criticità, quelle criticità dovevano essere viste prima di adottare quel documento preliminare alla progettazione e allegarlo alla delibera. Non solo, poi mi aggiungono, ci siamo trovati con la direzione centrale di difesa dell'ambiente, sviluppo, la direzione infrastrutture territoriali, società Friuli Venezia Giulia Strade e la sovrintendenza archeologica delle belle arti. Allora, la sovrintendenza archeologica l'hanno incontrata semplicemente perché avevano deciso di demolire il ponte e di conseguenza il vecchio ponte, cioè l'attuale ponte, e di conseguenza gli hanno chiesto lo demoliamo e ne facciamo uno nuovo, no? E quelli gli hanno detto picche, no? Perché ormai le figure che sono state fatte, che sono uscite sui giornali, ormai potremmo fare veramente un libricino tipo Topolino, no? Nel corso dell'incontro, aggiungono, tenutesi presso la sede della società Friuli Venezia Giulia Strade in data 27 giugno 2024, è stata analizzata la possibilità di riunire in un'unica opera la traversa laminante con luci mobili, apparatoie piane, eccetera, eccetera. Ma voi aspettate che tutta la gente faccia un casino incredibile, vi accorgete che avete fatto una sciocchezza e volete cambiare un documento che è un documento che non è possibile cambiare, perché altrimenti devi cambiare la delibera. Allora esce il nostro caro assessore Scocimarro con queste due fotografie. Ecco, vediamo qua, dove mi fa il ponte e fa un'opera che assomiglia molto alla nostra, solo che manca il ponte davanti, no? A quella che abbiamo disegnato noi. Questo è il rendering pubblicato dalla Regione. C'è un piccolo particolare. Siccome prima abbiamo visto che l'altezza del passaggio dei mezzi che devono fare la manutenzione si trova a 108 metri sul livello del mare, il sotto è a 96, la strada attuale è 102, da 102 a 108 ci sono 6 metri, e siccome poi dall'altra parte c'è la variante di Dignano che va ancora un po' più bassa rispetto al ponte, io vorrei capire come fanno a entrare, a fare tutta quanta la traversa e poi a entrare dentro. È un particolare, si trova magari la soluzione a entrare dentro nel tunnel, diciamo, nella galleria di Dignano. Allora, il giorno 17 si sono riuniti a Spilibergo, in consiglio comunale, i due consigli comunali di Dignano e di Spilibergo, e hanno in pratica fatto un ordine del giorno in netta contrarietà con la Regione per la scelta di eseguire questa traversa. Adesso, io non so quanti minuti sono andato, sono un po' lungo forse, comunque cercherò di chiudere velocemente. A distanza di 2 anni, anche grazie all'intervento di buona parte della comunità, la Regione ha riavviato la progettazione in conformità con le disposizioni del nuovo codice dei contratti. Si è trattato tuttavia di una ripartenza da una posizione nettamente più arretrata. Allora, abbiamo già parlato delle differenze dei costi tra i due progetti. Abbiamo visto che andiamo avanti, così brucio un po' le tappe. Il codice degli appalti, il decreto legislativo 50 del 2016, prevedeva programmazione triennale, quadro delle necessità. Il nostro quadro delle necessità, che lo fa l'amministrazione, è in pratica quello che chiede l'autorità di bacino. Successivamente c'era il documento preliminare all'avvio della progettazione, che è proprio quel documento allegato alla 530. Noi eravamo arrivati l'11 aprile del 2024.
Gli altri, poi c'era la progettazione vera e propria, cioè progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il nuovo codice degli appalti, il decreto legislativo 36 del 2023, invece andiamo subito a vedere, ha eliminato la progettazione definitiva, il quadro delle necessità più o meno è rimasto quello, ma ha inserito un documento di fattibilità delle alternative progettuali che è obbligatorio, perché in pratica la normativa europea per quello che è il limite dei lavori di 5 milioni e 404 mila euro, 5 milioni 538 mila euro, perché in pratica ogni anno cambia un po' il limite, prevede che non si può andare avanti senza fare un documento preliminare, un documento di fattibilità delle alternative progettuali. Che cos'è questo documento? Beh, questo documento, come hanno già accennato prima sia Fabio che Agnelutti, è un documento che ha introdotto l'autorità di bacino. Noi abbiamo un progetto di 200 milioni di euro. 2 anni hanno impiegato per decidere di fare il cambio di strategia, perché in pratica adesso con la questione del bando per trovare lo studio che dovrà fare questo documento sono tornati di 2 passi più indietro rispetto a dove erano arrivati. Però a mio parere loro pensavano di poter andare avanti col vecchio codice dei contratti, ma qualcuno in regione deve avergli detto: state calmi, perché se andate avanti così i ricorsi al TAR potrebbero essere devastanti per la regione. E così adesso ci hanno ripensato, sono passati dall'altra parte e hanno fatto questo appalto per il DOCFA. Andiamo a vedere velocemente cosa significa. Beh, innanzitutto quadro della necessità è sempre quello. Questa del documento di fattibilità delle alternative progettuali diventa una fase cruciale, dovendo rispondere, perché se è una strada e il sindaco dice facciamo questo documento e vediamo quali sono le scelte alternative progettuali e poi scegliamo quella che vogliamo, ma in questo caso invece c'è un documento che è il PGRA, che si configura come uno strumento di pianificazione, e il DOCFA, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, rappresenta uno strumento di progettazione, in quanto tale è attuativo del primo. Perciò se io cambio idea, cioè come faccio a cambiare idea? Beh, adesso che ho fatto il DOCFA, i progettisti che saranno incaricati di vedere le alternative alla traversa tra Dignano e Spilimbergo potrebbero dire: ma questa è un'opera che è assolutamente devastante dal punto di vista ambientale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista economico. Abbiamo grosse difficoltà a dire che quest'opera potrebbe anche funzionare. A quel punto entra in funzione quella che viene definita opzione zero, cioè i progettisti la scartano e devono fare una proposta diversa. Ma cosa succede? A quel punto, quando loro consegneranno la proposta diversa, che auspico e spero, il RUP, in questo caso, che non è più responsabile unico del procedimento, ma è responsabile unico del progetto, il RUP deve fare la sua e deve fare quel documento che prima si chiamava documento preliminare alla via della progettazione, adesso invece si chiama documento di indirizzo alla progettazione, che è in questo caso ancora più blindato del documento preliminare all'avvio della progettazione. Ma cosa significa? Significa che, dato questo incarico, se questi dicono che la traversa non si può fare, bisogna fare qualche cos'altro, e fanno delle proposte che dal punto di vista di sicurezza equivalgono alla traversa, a quel punto cosa si deve fare? Bisogna andare in conferenza di servizi, cioè bisogna tornare all'autorità di bacino e bisogna fargli cambiare il piano di gestione del rischio alluvioni. Se l'autorità di bacino decide che non lo vuole cambiare,
non so cosa dirvi, la criticità diventa insormontabile. Fatto questo, se tutto funziona bene, se l'autorità di bacino dice va bene, adesso cambiamo il piano di gestione del rischio alluvioni, allora a quel punto si riduce a zero il rischio che l'autorità di bacino bocci l'opera in fase avanzata, poiché l'alternativa è già stata condivisa a monte. Si passa al progetto esecutivo. Mi hanno dato un compito ingrato questa sera di cercare di spiegare questa roba qua, che ci ho impiegato anch'io un po' di tempo per mettere vicino tutte quante le questioni burocratiche. Io spero che chi verrà incaricato, perché adesso si sa quali sono le 4 ditte che hanno fatto domanda per partecipare, adesso per fare questo documento di fattibilità delle alternative progettuali, adesso sarà il RUP, nel momento in cui decidono la commissione decide chi di queste 4 ditte dovrà presentare questo documento, vediamo che cosa succede. Spero che anche la Regione si comporti in maniera diversa, mettendo al corrente, perché anche questo documento spero sia fatto coinvolgendo Lega Ambiente, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo anche i politici, perché fino adesso mi pare che siano stati coinvolti molto poco. Io avrei anche finito, vi faccio solo vedere un piccolo rendering di quello che abbiamo visto prima e poi ho finito. Ripeto, non è per impressionare, ma è perché ci abbiamo lavorato moltissimo ed è quello che succederà se andrà avanti la progettazione. Io avrei finito. Grazie. Come abbiamo sentito, forse neanche la zecca Carbugli di Manzoniana Memoria potrebbe raccapezzarci in questo iter. Comunque noi qui abbiamo 5 sindaci della rivieraschi del tagliamento che vorremmo sentire, cominciando da quello che viene da più lontano, l'Anfranco 7 di Latisana. Prego. Non era previsto. Buonasera. No, le do io il microfono, anzi lo da Fabio, che è più snello di me. Prego. Mi scuso, buonasera, è una sorpresa, mi è stata concessa la parola, è un onore, grazie, veramente ringrazio, non ero, ero la prima funzione nostra, mia, dell'assessore Sandro Vignotto, siamo anche con alcuni amici del comitato, il presidente, il dottor Mattassi,
Siamo venuti innanzitutto per cercare di fare un atto di presenza, per dire che possiamo anche sederci vicini e cercare di ragionare. Questo è il primo aspetto che non ha secondi fini. Non avevo preparato un intervento tecnico per i motivi che ho detto. Saluto tutti i sindaci, in primis il sindaco di Spilimbergo, Sarcinelli, l'avvocato Sarcinelli, che è una persona che riusciamo di tanto in tanto collaborare dal punto amministrativo. Non abbiamo affrontato tematiche ancora su questo, in realtà ci siamo trovati una volta, ma cerco di usare pochissimo tempo per dire alcune cose, visto le relazioni che abbiamo sentito. Innanzitutto all'ingegnere Damiano vorrei dare finalmente, da quanto ha detto lei ingegnere, la motivazione del perché è stato spostato la traversa di Pinzano con il ponte traversa di Dignano. È stato fatto perché a questa soluzione che era prevista nel PGRA 2022-2026, quindi saremmo dovuti essere in fase finale di attuazione, era prevista questa soluzione, è stato proposto un ricorso al Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche. Lo ha fatto un organismo politico-amministrativo, la Comunità Collinare, e a fronte di quella azione giudiziale, quindi Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede unica a Roma, si è costituita la Regione che ha resistito difendendo quella soluzione. Poi nel corso della causa le parti, quindi Regione Friuli-Venezia Giulia e Comunità Collinare, hanno deciso di abbandonare la causa e il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche, c'è anche un importante magistrato presente in sala che saluto, eventualmente mi correggerà, ha disposto la cessazione della materia del contenere. Personalmente vi dico, ma non entro nel dettaglio perché non voglio creare polemiche e non voglio creare difficoltà ai sindaci di questa zona. Poi è stato fatto una serie di incontri nel territorio perché si è rimasti tecnicamente sprovvisti di una soluzione, si andava verso Dignano e la soluzione di Dignano in sostituzione di quella di Pinzano è stata presentata nelle 3 fasce della provincia di Udine innanzitutto, quindi la bassa, il medio e la parte alta. Per quanto riguarda la fase centrale ci si è trovati a Coloredo di Montalbano, erano presenti 25 sindaci e c'era presente l'autorità di bacino, l'assessore regionale, il direttore di servizio, e in quella sede è stata presentata l'alternativa, quindi il ponte traversa di Dignano, e sostanzialmente c'è stata una accettazione dichiarata. Poi i consigli comunali hanno preso circa un anno e mezzo dopo delle posizioni differenti, ma ho riferito dei fatti storici che danno anche una spiegazione all'ingegnere rispetto a che aveva appunto sollevato il caso, che non si spiegava questo motivo. Anche secondo noi la soluzione di Pinzano era più veloce, meno costosa e fattibile dal punto di vista tecnico. Chiudo subito perché stasera non vorrei abusare della cortesia che mi è stata fatta e per dare spazio anche agli altri rappresentanti delle varie popolazioni. Completo un ultimo aspetto, per dovere di verità. Se noi abbiamo un render senza un progetto, prendiamo atto che in buona fede probabilmente l'ingegnere ci dice questo si discosta poco quello reale, ma non c'è il progetto, quindi il rendering, che significa restituire in una prefigurazione della realtà quello che prevede il progetto, io francamente lo ritengo letteralmente impossibile. Ma non solo questo, poi c'è l'aspetto relativo al fatto che la Regione ha spiegato che il ponte attuale di Dignano va rifatto perché è vetusto e anche per sicurezza e per un efficientamento della viabilità va ricostruito. Ha detto, e c'è stata la riunione del luglio 24 tra i vari portatori di interessi ed enti competenti che hanno detto facciamo un'unica opera, perché questo è l'orientamento definitivo. È stato rappresentato un modello progettuale da parte della Regione che ci fa vedere che è un'unica opera.
ostinarsi a presentare quella soluzione che vediamo, tra l'altro con un boato che abbiamo sentito adesso, veramente l'ho trovato impressionante, ma la presentazione, non il progetto, perché il progetto non esiste, perché il progetto su cui si sta lavorando è quell'altro che abbiamo visto in un'unica soluzione. Per questo, ma allora ritirate la delibera 530, poi no, ma scusi, Ecco, il punto e chiudo, il punto è questo, che la delibera 530 con DOCFA adesso a fine 27 dovrebbe dire se ci sono altre soluzioni, e in caso non vada bene quell'opera deve proporre l'alternativa, per questo si chiama di alternative progettuali. Quindi io credo che ci siano degli aspetti che vanno valutati in modo coordinato e coerente per capire che non voglio sollevare agitazioni, ma sostanzialmente la delibera, prevedendo ora il DOCFA, è proprio la garanzia di questo fatto che il progetto viene vagliato, eventualmente viene escluso, in quel caso viene proposta una nuova soluzione e si va verso quest'altra soluzione che può essere anche completamente diversa dall'attuale. Chiudo. Ecco, Grazie. Ci premureremo di farle avere la relazione dell'ingegnere Damiano, che poi su questi fatti ha detto cose che magari le sono per il momento sfuggite. Grazie Sindaco. Leggermente, brevemente, Damiano, un'osservazione. Sì, una piccola osservazione. Lei, Sindaco, è un avvocato, e fa l'avvocato. Io ho fatto per 40 anni l'ingegnere. Se ho disegnato questa cosa, non l'ho disegnata a caso. Come ho detto prima, il documento preliminare all'avvio della progettazione è un documento blindato e è il documento che serve ai progettisti per fare quello che avete visto. Non è stato buttato lì a caso, e su questo anche l'ingegner Massimo Canali mi ha detto sì, più o meno è così. Punto. Vorrei citare i sindaci qui sul palco di Spilimbergo, l'avvocato Enrico Sarcinelli, e di Dignano Turidano. Prego, la scala purtroppo è qui a sinistra. Ecco, buonasera sindaci. Forse è stato un errore non farlo venire su, anche perché tutti lo possano vedere. Ecco. Anzitutto, prima magari di eventualmente rispondere alle domande che Sabrina sta raccogliendo, vi chiederei a voi due, cominciando con l'ospite di Miano, qual è la posizione del Comune proprio su questo aspetto che ha brillantemente esposto l'ingegner Damiano. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio per l'invito, siamo tagliamento, e anche per darci la possibilità e l'opportunità di rappresentare quello che è la posizione delle nostre amministrazioni comunali. Prima di tutto devo chiarire una cosa, riferendomi all'intervento del mio collega sindaco di Lattisana e riferendomi a quell'incontro della comunità collinare. Io ero presente come componente del comitato esecutivo, non ero sindaco di Gnano in quel momento, era sindaco Orlando Vittorio. Ed è vero che venne presentata questa idea, questa possibilità, ma non mi risulta che ci sia nessuna presa di posizione favorevole ad un progetto del genere. Quello non puoi dirlo, non mi risulta assolutamente. Io ero presente. Anche perché quell'idea progettuale è uscita un anno e mezzo dopo, come hai detto tu, mi sembra, quindi sì.
Allora, siccome non voglio che vengano dette cose che non corrispondono al vero, mi dispiace, io ero presente, torno a dire, come curioso in quel momento, perché ero componente del comitato esecutivo della Comunale. Si è detto, ok, discutiamone, quello sì, discutiamone, cerchiamo di capire cosa si può fare, ed è la stessa cosa che diciamo ancora. Valutiamo cosa si può decidere, cosa si può individuare come soluzioni alternative. Ma più che come soluzioni alternative, per quanto mi riguarda, soluzioni fattibili è un'altra cosa. Perché se continuiamo da 60 anni a proporre soluzioni che non sono fattibili, che non siamo sicuri che funzionino e che comunque in qualche modo non risolvono il problema e la criticità della passa, a che punto cioè, continuiamo a perdere tempo, continuiamo a mettere in difficoltà una situazione critica che è quella della passa. Allora, chiarita questa cosa, io prima di arrivare a Spilimbergo ho ascoltato una parte del telegiornale, un bollettino di guerra sul clima. Non so chi di voi ha avuto la possibilità di ascoltarlo. Un bollettino di guerra. Il clima è totalmente e completamente cambiato rispetto a quando i dati che hanno portato queste soluzioni erano tenuti in considerazione. Quindi quei dati sono completamente sballati. Ma non è Toledano a dirvelo. Il professor Rinaldo, definito dall'assessore Scocimarro premio Nobel dell'idraulica, ha affermato in Consiglio Comunale, nella sala del Consiglio Comunale, quarta commissione, regionale, chiedo scusa, ha affermato in modo chiaro che quei dati sono completamente inutili in questo momento, non si possono utilizzare perché vanno aggiornati con la modifica del clima attualmente. Quindi qua il problema non è sì o no mettere in sicurezza una zona, è sì, quella zona va messa in sicurezza, ma va messa in sicurezza con proposte che funzionino, che la comunità scientifica condivide, perché io non posso dire sì o no a una soluzione, perché io non sono un ingegnere, io sono un semplice perito agrario, diplomato tra l'altro qua a Spilimbergo. Io non ho le capacità per dire che quella cosa non funziona, però io ho il dovere come amministratore comunale, come sindaco del mio territorio, di ascoltare quelli che conoscono il tema, quelli che conoscono la materia e con quelli confrontarmi e capire, perché altrimenti rischiamo veramente di rientrare, di ripeterci. Io ho 63 anni quest'anno, il mese di novembre, ma non credo nella mia vita, spero di vivere a lungo e mo', non credo di vedere soluzioni realizzate se continuiamo in questo passo. Quindi cosa abbiamo capito alla fine? Cosa abbiamo risolto? Poi, e mi fermo sul tema e sul comportamento della regione, a volte veramente mi meraviglio. Mi meraviglio perché, come posso dire, o ci prendono tutti per stupidi, oppure, non so, se è come si può dire, una paura di prendere una posizione. Allora, no, quella è una cosa che spero che non voglio pensare che non sia quello, ma, e quando mi riferisco alla regione, mi riferisco ovviamente a chi sta seguendo questa cosa. E questa, perché abbiamo fatto questa affermazione pesante e forte stasera? Sulla scorta di quelle date che Giorgio Damiano ha presentato prima, che io non avevo nemmeno mai focalizzate. In 6 giorni, praticamente da un lato all'altro, avevano già pronto l'idea progettuale. Bravi. Allora, noi sappiamo una cosa, e qua mi fermo, che dobbiamo risolvere il problema. Dobbiamo metterci tutti, come ha detto inizialmente nel suo intervento il mio collega sindaco Franco Sette, dobbiamo parlarci veramente, ma dobbiamo finalmente cominciare a parlarci seriamente, Franco. Dobbiamo cominciare a parlarci noi, la regione e l'autorità del bacino, per trovare veramente delle soluzioni alternative. Che io mi auguro che i tecnici questo DOCFAR lo individuino e che io e tutti noi in futuro abbiamo la possibilità di verificare e di vedere realizzato qualcosa per aver raggiunto definitivamente lo scopo. Mettere in sicurezza le popolazioni che vanno messe in sicurezza, rispettando l'ambiente, ma più di tutto realizzando opere che funzionano. E qua mi rifaccio di nuovo, e questa affermazione finale l'ho rubata in qualche modo ad un'affermazione che ha fatto sempre il professor Rinaldo in quarta commissione, dove dice: attenzione,
quando andiamo a fare un'opera così impattante, quando andiamo a fare un'opera che compromette l'ambiente, dobbiamo essere estremamente sicuri, estremamente certi che quell'opera funzioni, perché altrimenti combiniamo veramente un disastro. Non vogliamo il disastro, non vogliamo lasciare soli quelli della bassa, assolutamente no, non vogliamo lasciarli soli. Insieme dobbiamo risolvere questo problema, insieme. Grazie. Grazie al Sindaco. Anche grazie al suo intervento vorrei consigliarvi di andare sul sito dell'ARPA e scaricarvi i rapporti che hanno fatto sia sul clima sia sulle previsioni della laguna, che sono ben sotto la occorrenza statistica dei 100 anni. Vi anticipo solo una cosa: se continua l'attuale andamento di cambiamento climatico, il nostro mare, l'Adriatico, nel 2100 si alzerà dagli 80 ai 100 centimetri, quindi cambiando totalmente quella che è la visione anche di tutta la regione. Ecco. Passiamo al sindaco di Spilimbergo, all'avvocato Enrico Sarcinelli. Grazie, mi unisco preliminarmente al saluto e ringraziamenti agli organizzatori per questa serata, saluto i colleghi sindaci, consiglieri regionali, i cittadini, tanti che questa sera sono qui ad ascoltare una conferenza rispetto a una delle tematiche più sensibili che investe il nostro territorio. Se devo riallacciarmi alla domanda principale, cioè qual è la esposizione di una convinzione dell'amministrazione comunale di Spilimbergo, il richiamo non può non essere al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Congiunto, che io continuo a sostenere, tanti citano, in pochi hanno letto. E lo continuo a sostenere perché il 17 luglio del 2024 i consigli comunali all'unanimità di Spilimbergo e di Dignano, poi seguiti da decine, credo siamo arrivati a oltre 30 consigli comunali, oltre alle rispettive comunità, hanno tra l'altro significato una questione dirimente. Allora il mio omonimo Umberto Sarcinelli ha accentuato più volte, guardo il collega Sette, come sia una questione da azzecagarbugli, però alla fine delle fiere tante volte sono i tribunali a decidere le questioni. Se i temi non si affrontano anche con perizia tecnico-giuridica, si rischia di non raggiungere i risultati, siano da un senso o dall'altro. E allora la prima eccezione che è stata fatta o fra le prime tecniche in quella ordine del giorno è stato un problema che giustamente è stato evidenziato questa sera. Si è partiti da una normativa mentre era poi nel frattempo vigente un'altra. E quando si affida alla stessa società un cambio di opera, non si può pensare di tornare a utilizzare una normativa ormai decaduta. E su questo con il collega Lanfranco Sette abbiamo fatto qualche passaggio, perché non si può non tenere in considerazione come una cornice normativa in uno Stato di diritto sia importante. Questo evidentemente poi per andare al merito delle questioni. E il merito delle questioni mi permette di sposare le parole del sindaco di Latisano: dobbiamo stare seduti vicini, discutere, dobbiamo anche avere posizioni contrapposte ove non siamo convinti. Allora Lanfranco, mi riporto a quanto una volta dissi in un momento assolutamente privato in consiglio regionale, ma col cuore in mano da sindaco, che io non posso, e credo tutti i colleghi, che comprendere, e credo anche tutti i cittadini, l'apprensione con cui un sindaco vede il livello dell'acqua alzarsi e avere il terrore per i propri concittadini. Lo dico con il cuore in mano, ma altrettanto con il cuore in mano non posso non chiedere
a tutti noi e in primis a chi deve fornire le soluzioni, che siano soluzioni che ti tolgano quel terrore. E allora c'è stato un riferimento a questo passaggio del 2024 in 3 incontri in cui, ferma la risposta del sindaco di Dignano, eravamo in tanti, allora non aver capito niente. E quando però abbiamo reinoltrato ufficialmente il rendering basato sul DPP, non su un indirizzo generico, il rendering basato sul DPP, abbiamo questo difetto di scrivere, l'abbiamo inoltrato alla Regione e mi hanno detto: noi chiediamo ufficialmente a mia firma che la Regione mi dica dove quel rendering, per quel architetto assessore giovane che si è preso veramente la necessità di avere le spalle larghe, dove non corrisponda a quanto ha ipotizzato. Io una risposta ancora non ce l'ho, perché quel rendering corrisponde a quel DPP. E questa è un'opera che tuttora fa riferire la non certezza di una soluzione, con una certezza viceversa di devastazione di un territorio. In effetti è inquietante l'audio, però. Ultimo riferimento, ancora una volta un pochettino più tecnico. Quando mi si dice noi abbiamo la scuola dell'agraria, rendiamoci conto anche però di differenziare le tematiche di pericolo. La progettazione della scuola dell'agraria, siamo appunto in una rievocazione degli anni del terremoto, è stata fatta in un certo modo. Ove mai la scuola dell'agraria dovesse avere qualche problematica dal punto di vista idraulico, io non oso pensare che altri problemi possano avere altri territori. Ma mentre per la scuola agraria, a quei tempi che corrono, qualche bell'ora di preavviso, ci auguriamo tutti, risolva qualsivoglia questione, in altri territori, e ribadisco e continuo a guardare il sindaco dell'Artigiana ma anche di altri territori, dovremmo fare altre riflessioni. Non usiamolo come tema, saremmo fuori obiettivo. Il vero obiettivo è pensare se attraverso quel DOCFAP possono esserci soluzioni realizzabili, condivise, se possibile, poi la politica dovrà prendersi le proprie responsabilità, rispettose del territorio, con un occhio in primis all'essere umano, in primis, ma che giungano dopo tanti anni al dunque. Proposte di soluzioni sono state avanzate. Io mi auguro che quel DOCFAP giunga all'obiettivo che si prefigge, di pensare a qualcosa che nei prossimi anni mitighi in maniera significativa il rischio per le popolazioni. Mi si chiede oggi se l'ipotesi della traversa laminante, fra l'altro con 46 milioni che sono sul tavolo per sistemare il Ponte Vecchio, perché scusate, è agli atti, e credo ci sia un'incongruenza logica. Se andiamo nella sistemazione del Ponte Vecchio, tutto il ragionamento che abbiamo fatto stasera su un'opera unica evidentemente ha una fallacia, e su questo dobbiamo ragionare insieme. E io continuo a guardare il sindaco dell'Artigiana, perché mi si creda o non mi si creda, ho avuto l'onore in questi anni di amministrare un territorio e nonostante l'età vedo i miei concittadini, ma forse anche quelli degli altri territori, un po' tutti come figli o parenti, e quindi con il cuore in mano dico: usiamo la testa e il cuore, ma non dimentichiamo la testa. Di rimanere ancora un attimo, perché abbiamo qualche minuto per delle domande che possono arrivare. Se Sabrina ha già la prenotazione. Ecco, come vi dicevo all'inizio, questo è uno dei primi incontri che noi stiamo a Tagliamento in intenzione di fare per proprio esplorare tutte quante i problemi e le questioni che attingono al tagliamento. Oggi abbiamo affrontato uno un
ostica ma assolutamente necessaria, perché è quella che dà origine anche a tutti gli iter burocratici e tecnici. Ecco, se ci sono, mi dicono che c'è già una prima domanda, prego. Se per favore. Giorgio Mattassi, sono il presidente dell'associazione Alluvione 60 anni senza sicurezza. Quest'anno ricorre il 60° anniversario, no? Della seconda grande alluvione e conseguentemente siamo qui a parlare di un tempo infinito per poter trovare la quinta volta una soluzione accettabile. Ma non è stato accettato il primo, che era stato fin progettato 1973, no Damiano? Non è stato accettato il secondo, che era il ponte, come dire, lo sbarramento di laminazione più basso, siamo nel 1983. Non è stata accettata le casse di espansione, peraltro naturalmente deliberate dalla comunità montana come controproposta nell'ambito della commissione nella quale faceva parte l'ingegnere Aprilis come rappresentante. 1996, accordo con le amministrazioni locali, avvio dell'incarico di progettazione. Poi naturalmente cambiano le amministrazioni e tutto salta per aria. Siamo di fronte alla quarta soluzione che ovviamente si prefigura come destino finale. È immaginabile che qualcuno mantenga una parola? Io credo di no, perché qui il tema è tirare a campare, non prendere in mano la situazione e gestirla fino in fondo. Noi siamo sempre stati disponibili al confronto, per una ragione molto semplice, prima di tutto perché siamo i più interessati, questo è ovvio. La seconda soluzione è perché siamo interessati per tutti a garantire la sicurezza. Non dimentichiamo che tutto il territorio del Basso, come dire, a valle di Pinzano, a valle di Dignano è stato alluvionato nel 1966. L'alluvione non è uscita solo da Tisana, Madrisio, San Paolo, Santo Dorico, abbiamo tanti, probabilmente il conto totale non sono sicuramente 4.600 metri cubi ma molti di più, e conseguentemente la preoccupazione sommata al difetto di valutazione e sommata naturalmente al cambiamento climatico, che per qualcuno può significare beh, non c'è niente da fare, dobbiamo andare sotto, c'è qualcuno che ovviamente l'ha anche teorizzato. Ed per ultimo, cosa pensate che esista una possibilità di confronto all'interno del DOCFAP, che è un documento di fattibilità che non ha un'opera predefinita, evidentemente però apre alle alternative che devono essere ovviamente valutate per compatibilità ambientale e per compatibilità economica. Ripeto, la compatibilità economica va valutata in rapporto a quello che è l'alluvione. 100 milioni di metri cubi usciti durante la seconda alluvione, 4 miliardi e mezzo di danni, parliamo ovviamente 1965, 1700 abitazioni danneggiate gravemente al primo piano, 400 aziende, 500 animali morti. Per fortuna il tempo ci aiuta a mettere in salvo le persone, quelle che ce la fanno, e non quelli che ovviamente vengono presi in contrabbando. Abbiamo un interlocutore, finisco, abbiamo un interlocutore che è il commissario all'emergenza idrogeologica, perché questo commissario all'emergenza idrogeologica, presidente della giunta regionale, è in carica da 8 anni in questa regione, e evidentemente il problema a chi ci rivolgiamo se in 8 anni non siamo stati in grado di definire un'opera strategica. Questo io chiedo a tutti voi, perché se è vero che siamo tutti disponibili a cercare una soluzione condivisa, e noi per primi, perché se è condivisa evidentemente vanno. Quindi questa è la sua domanda? Sì, è la mia domanda. Perfetto. La ringrazio. Ma sai, vorrei anche ricordare una domanda che questa è la terza catastrofe. Non è un po' la sede di questo, mi dispiace. Mi consentite, no? Ingegnere, siamo la terza disgrazia della nostra regione dopo il Vajont e il terremoto.
Beh, ce ne sono state anche tantissime altre. Prego, abbiamo ancora 3 domande, vi prego appunto di fare delle domande sintetiche, così lasciamo poi le conclusioni finali. Sì, cercherò di essere estremamente sintetico. Ho 65 anni, sono della zona rivierasca, amo il tagliamento e ho sentito da diversi anni gli studi che vengono effettuati sia sotto l'aspetto naturalistico che sotto l'aspetto antropologico. Faccio una domanda alla Regione e la faccio da casalinga di Voghera, cioè proprio da incompetente. Ora, il cambiamento climatico lo stiamo vivendo tutti, lo sappiamo, l'abbiamo visto in Emilia Romagna, lo vediamo ovunque, no? Abbiamo visto queste terribili alluvioni. Ora, conosciamo le difficoltà di Latisana, conosciamo le difficoltà nel possibile funzionamento di un'opera del genere. Non è pensabile che la Regione possa partire col fare delle piccole cose utilizzando delle casse di espansione naturali come possono essere Varno, è impossibile pensare a un lavoro su tutta l'asta del tagliamento. Perché la Regione non fa questo? Perché non c'è nessun intervento dalla sorgente? Perché alla fine, quando D'Andreotti a pensare male si fa peccato. Certo, allora non pensiamo male e magari a chi giova. Certo, se poi seguirà sui social il dibattito troverà anche delle cose che sicuramente non possiamo fare. La prossima ecco, vi ricordo che sono presenti anche dei consiglieri regionali che stasera avranno la cortesia, la sensibilità di non occuparsi ancora da tanto tempo. Li ringraziamo molto perché fanno un lavoro prezioso in consiglio comunale, proprio regionale. Mi dispiace, io sono un local, ragiono globale ma locale. Prego, l'altra domanda. Sono qua. Io vengo dalla Carnia. Faccio una brevissima premessa. Credo che tutti i morti non vanno considerati dei numeri, siano quelli di Gaza, siano quelli delle alluvioni, ma sono delle persone che meritano rispetto. Però quando si parla di numeri, facciamo i numeri dell'alluvione del 1966. 130 morti tra centro e nord Italia, una quarantina a Firenze, nella provincia di Firenze, 26 nella sola provincia di Belluno, 18 nel Friuli Venezia Giulia, in particolare in quella che era la provincia di Udine, che comprendeva nel 66 anche Pordenone. Una decina i morti sono quelli della montagna, 4 in provincia di Pordenone. I morti di Latisana sono 4 veronesi di origine esotina che transitavano in auto, non sapevano che c'era l'allarme, che la cittadina era stata evacuata e sono stati travolti sfortunatamente dalla piena. Allora, io sto leggendo in questi giorni, oltre che negli ultimi mesi, dei resoconti che non mi tornano, perché si parla di 11 vittime a Latisana nel 1965, quando le statistiche ufficiali, le cronache del Messaggero Veneto dell'epoca che io mi sono passato pagina per pagina, parlano di un'unica vittima a Crosere. E poi si parla di 4 vittime nel 66, in tutto farebbero 15 morti. Io approfitto per la prima volta della presenza degli amministratori e del comitato della Pisana per chiedere i nomi di questi morti ignoti, che meritano rispetto, però devono saltare fuori i nomi dei morti. Di quelli di Firenze si sa, se andate su internet, nome, cognome, professione, età e addirittura le occasioni in cui sono, il luogo in cui sono. Mi scusi, ma i nomi sono già stati pubblicati ampiamente. No, non ci sono. Non ci sono. La prego, la ringrazio dell'intervento, ma faccio presente che non è il caso forse di fare la corte dei morti, perché altrimenti andremo veramente alla lunga, che mi fa una cosa antipatica. Certo, c'è un'altra domanda, mi sembra. Buonasera. Sì, prego. Buonasera, ringrazio intanto l'organizzazione perché spero di riuscire
a non avere questo ritorno. Vabbè. Parlo senza microfono, sono più Vabbè, allora, prego. Intanto ringrazio l'organizzazione perché con la presenza anche dei sindaci di praticamente tutta l'Asta coinvolta da questo problema, ci troviamo di fronte ad una nuova sperimentazione per trovare quello che veniva suggerito prima, quella che veniva suggerita prima, una sintesi. Grazie Don Giorgio, la ringrazio moltissimo. Bene, io sono una consigliera comunale di Spilimbergo, sto seguendo questo iter con molto interesse e finalmente trovo la presenza, scusate mi sposto perché dà fastidio a voi ma anche a me. Mi dica Don Giorgio dove devo andare. Sì, la prego di fare una domanda perché sì, la domanda è questa. Non sono previsti. Siccome, scusatemi, questo problema tecnico. Sì. Adesso posso parlare. Allora, vedo con piacere la presenza di molti consiglieri regionali, dei sindaci di praticamente tutta l'Asta. Pongo una domanda agli organizzatori. Avete invitato anche degli assessori? Gli assessori competenti? Almeno 2 dovevano essere invitati. Se sono stati invitati, come mai non ci sono? Tutti i portatori di interesse qui sono presenti. Abbiamo la Carnia, abbiamo il medio tagliamento, abbiamo il basso tagliamento. Mancano i nostri interlocutori diretti e questo secondo me è molto grave. Chiedo comunque conferma, sono stati invitati? Sì, l'invito che abbiamo esteso è stato rivolto a tutta l'amministrazione regionale e anche al viceministro Vanni Agava. Ecco, a me dispiace moltissimo, ma questa cosa ci pone in una condizione veramente di disagio. Con tutta la buona volontà che le amministrazioni comunali, con la presenza di Latisana, con la presenza, come dicevo prima, di tutta l'Asta, difficilmente riusciremo a fare un po' di sintesi. Abbiamo bisogno che ci sia la presenza anche della Regione. Grazie. La ringrazio signora, devo ricordare che voleva essere presente la consigliera Serena Pellegrino che non ha potuto esserci, però vi saluto, mentre qui sono presenti altri consiglieri regionali. Mi sono dimenticato il nome, c'è Furio Omsel e Maria Rosaria Capozzi e poi non so se mi è sfuggito qualcun altro. Moretuzzo, ecco, mi è sfuggito Moretuzzo. Purtroppo è purtroppo è da qualche anno che non seguo le cronache regionali e vi dirò che mi trovo anche bene. Vorrei a questo punto chiamare il professore, anzi Sandro Fabbro, che trarrà un po' le conclusioni. Il sottotitolo è Il futuro del fiume è a un bivio e quindi ci prego voleva rispondere alla consigliera. La consigliera risponde al consiglio comunale. No, solo un riferimento al signor Presidente che aveva detto dopo 60 anni il CIRF ha fatto una proposta su intervento su tutta l'asta di impatto relativo, si disconosca la scientificità di quella proposta e venga fatta quel disconoscimento. È una proposta, si dica che non è risolutiva. Ecco, forse su questo tema parlare di soluzioni definitive a richiami storici che non ci portano viceversa alla mitigazione. È una mia opinione, mi assumo ovviamente la responsabilità. La soluzione definitiva è un termine che forse ci porta fuori strada. Il CIRF ha fatto una proposta su piccoli interventi su tutta l'asta. Per quello pochissimo che è la mia competenza, è una strada che almeno mi venga spiegata perché è sbagliata. Scusate, posso aggiungere un attimo, sempre in risposta al dottor Mattassi, per quanto riguarda il DOCFA, io mi auguro che comunque
comunque la Regione adotti la massima trasparenza e la massima, come si può dire, condivisione di quelli che saranno tutti gli aspetti, perché se c'è trasparenza, condivisione e coinvolgimento anche di tutte le parti interessate, non solo politiche, anche tecniche, secondo me la soluzione prima o poi si trova. Ecco. Vito, ma non so, le ho detto prima, io ho 63 anni, avevo 3 anni quando avete avuto l'alluvione, non sarà mica colpa mia, cioè c'è qualcuno che, sì, lei ha ragione, lei ha perfettamente ragione, però sì, esatto. Grazie signor Sindaco, le sue parole potevano essere proprio conclusive della nostra serata, però abbiamo il professor Santo Frattoro. Scusate Umbertino, scusa, Giacomello, volevo fare una domanda tecnica. Ah, prego. Sono qua giù. Sì, non mi era stata annunciata, comunque sì, prego. Niente, una domanda di chiarimento. Leggo perché me la sono scritta. Nel decreto di ammissione, esclusione alla valutazione tecnica degli operatori economici e di nomina della commissione giudicatrice del 2 luglio 2026, quindi stiamo parlando di 15 giorni fa, relativo alla procedura del DOFA, ve la faccio breve, compare il seguente riferimento: costruzione di una traversa laminante con luci mobili, paratoie e piani sul tagliamento fra Spilimbergo e Vignano, opere complementari per la realizzazione di arginature in destra e sinistra idrografica sul primo tagliamento, a protezione degli abitanti di Spilimbergo e Vignano. Tale formulazione merita un chiarimento istituzionale. Infatti il documento di fattibilità delle alternative progettuali, DOCFA, previsto dal decreto legislativo 36/2023, quello degli appalti, ha la funzione di individuare, analizzare e confrontare le diverse alternative progettuali sotto il profilo tecnico, economico, ambientale e funzionale, al fine di individuare la soluzione più idonea da sviluppare nelle successive fasi di progettazione. Alla luce di tale finalità si chiede come riferimento contenuto nel decreto del 2 luglio 2026, stiamo parlando di un decreto regionale, si concili con la natura propria del DOFA. In particolare si chiede di chiarire se la dicitura riportata nel decreto costituisca esclusivamente una descrizione dell'intervento inserito nella programmazione vigente oppure rappresenti già l'individuazione della soluzione progettuale da sviluppare. Ripeto, si parla solo della traversa di Vignano e di argini per proteggere gli abitanti di Spilimbergo e Vignano. Se nell'ambito del DOCFA saranno effettivamente analizzate e confrontate tutte le alternative progettuali previste dalla normativa, comprese quelle eventualmente prive della realizzazione di una traversa laminante. In che modo saranno recepite le osservazioni formulate dagli esperti auditi presso l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e dalla quarta commissione del Consiglio regionale, nonché le indicazioni espresse dal professor Andrea Rinaldo circa l'aggiornamento dei modelli idrogeologici, gli effetti dei cambiamenti climatici e le necessità di valutare preventivamente gli impatti sul sistema fluviale. Tali chiarimenti appaiono essenziali per garantire la piena trasparenza del procedimento e rafforzare la fiducia delle comunità locali. Grazie. Ecco, spero che la risposta dell'ingegnere Cambiano a Beluti sia più sintetica, prego. No, volevo dire solamente due cose, molto di buonsenso. E quando uno schema, dopo 60 anni, non produce risultati, noi non dobbiamo reiterare sempre quell'approccio, quella modalità. Dobbiamo cambiare approccio, perché quello non ha funzionato. E l'approccio che non ha funzionato era definire la portata e la grande opera da laminare. Non è cambiato, sono ballati i numeri, le grandi opere hanno ballato di qualche chilometro, ma l'approccio è sempre lo stesso. Dobbiamo cambiare regole, dobbiamo cambiare modalità di approccio. Innanzitutto dico solo due cose. La prima, noi sappiamo che per mitigare il rischio dobbiamo intervenire, ma lo sono tutti, su 3 variabili, non solo il pericolo, ma la vulnerabilità e l'esposizione. Dobbiamo decidere qual è portata da laminare. E comunque, visto che non avremo mai sicurezza assoluta, come gestiamo il rischio residuo?
o quali sono le portate a gradienti diverso di rischio. Ma da dove partire? Beh, innanzitutto, a buon senso, si parte da quelle che sono, o dovrebbero essere, le capacità naturali di laminazione del fiume. Perché non partiamo da lì? Il CIRF ha presentato un progetto, 16 milioni di metri cubi, un pezzo, nessuna traversa in alveo, tutto fuori alveo, utilizzando infrastrutture esistenti. Non è stato nemmeno preso in considerazione, questo è una cosa gravissima. Chiudo. Io voglio dire che questo è sufficiente? Non si sa, però un approccio nuovo e innovativo parte da lì. Noi dobbiamo potenziare quelle che sono le qualità naturali del fiume, intervenendo su. Ecco, grazie professor Fabbro, potrà rispondere anche a questo quesito. Do la parola senz'altro al professor Fabbro. Prego. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto anche un po' tardi, quindi io conto di dedicare proprio pochi minuti a queste conclusioni che dovrebbero in qualche misura far sintesi anche di quanto è stato detto, però insomma non è ancora così facile, però alcuni richiami importanti vanno fatti. Io rappresento un'associazione che è attiva dal 2022, che ha il compito statutario di rilanciare il dibattito pubblico in regione sulle tematiche di fondo, su tutte le tematiche di fondo, non solo su quelle ambientali, ma certo quelle ambientali sono al centro delle nostre condizioni di vita e quindi di riproduzione anche della vita nella nostra regione, quindi sono fondamentali. Quindi il tagliamento è all'interno delle nostre questioni, è una delle nostre questioni. Ci interessano i processi decisionali ovviamente, perché i processi decisionali sono quelli su cui si può poi in qualche modo influire e si può cercare anche di migliorare l'efficacia e la qualità della decisione pubblica. Terza ricostruzione, poi per far riferimento alla grande ricostruzione post-bellica, diciamo, e alla piccola ma importante ricostruzione post-terremoto. Terza ricostruzione non nel senso che siamo davanti a macerie fisiche non ce ne sono, però ci sono macerie di senso, diciamo, macerie di valori, macerie di prospettive, e insomma basta guardare, aprire il giornale e ce ne rendiamo conto in maniera fin troppo ovvia. Allora il titolo della serata e anche di questa conclusione è che siamo al bivio, siamo un bivio importante, forse non ancora del tutto definito nei suoi aspetti, però comincia a emergere insomma questa dimensione del bivio, ed è molto significativo, molto bello anche che questo dibattito di questa sera abbia visto, come dire, nascere dal basso in qualche modo, senza la presenza della grande istituzione che fa da auspice di un certo tipo di dibattito, ma sia nata, per così dire, dal basso l'esigenza di confrontarsi su questo bivio, perché magari poi tutti non lo considereranno allo stesso modo, ma c'è evidentemente la percezione che qualcosa si deve fare al di là di quelli che sono i canali istituzionali e burocratici. E molto semplicemente abbiamo sentito, insomma, dai vari interventi che il tagliamento è l'ecosistema più importante di questa regione e che oggi è al centro di un conflitto tra due categorie di interessi, diciamo. Da una parte la difesa della sicurezza e dall'altra la difesa delle qualità ecosistemiche del fiume. Ambedue sono categorie di interesse costituzionalmente riconosciute e legittime e come tali vanno contemperate e bilanciate. Quindi il bivio vero davanti al quale siamo è tra un approccio vecchio e superato, l'abbiamo sentito dire,
basato essenzialmente su grandi opere, sulla certezza assoluta, anche scientifica, che davano le grandi opere, è un nuovo paradigma di governo del territorio che non emerge ancora, non sta emergendo, fa difficoltà a emergere, fa difficoltà a nascere, ma probabilmente è la prospettiva a cui dobbiamo guardare. Attenzione, il problema della sicurezza è oggi gerarchicamente ordinato dall'autorità di bacino, con il suo piano di gestione del rischio alluvioni, deriva da una direttiva europea, da una legge italiana che l'ha recepita, mentre invece dall'altra parte è poco chiaro e poco definito il quadro di chi tuteli le qualità ecosistemiche, molti soggetti a diversi livelli, difficoltà di coordinamento di questi livelli, quindi c'è un certo squilibrio, ecco, tra il perseguire la sicurezza dal punto di vista degli strumenti istituzionali e amministrativi e il garantire anche la diciamo un'equilibrata contemperazione tra le due categorie di interessi. Allora guardiamo intanto alla sicurezza. Ecco, questa sicurezza che oggi è garantita dal piano di gestione del rischio alluvioni nasce, dicevamo, da una direttiva europea che non prescrive come unico modello di difesa quello basato su opere idrauliche, ma che anzi all'articolo 7 dice che i piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere, e lo diceva nel 2007 la direttiva europea, potevano comprendere anche la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo, quindi pianificazione corretta del suolo, miglioramento di ritenzione delle acque, nonché inondazione controllata di aree in caso di fenomeno alluvionale. Quindi la categoria delle opere idrauliche è una delle possibili categorie, è una delle strategie, non è l'unica strategia. Perché da decine d'anni, da decenni, continuiamo a insistere solo su una strategia, invece quando la stessa direttiva europea prescrive l'utilizzo di misure strategiche di diverse appartenenti a diverse categorie? Perché? Ecco, questa è la domanda che dobbiamo porci, e a questa domanda dobbiamo essere talmente saggi da dare una risposta non demagogica, non populista, è perché le opere, è sempre strizzare l'occhio, questa è roba noi dobbiamo chiederci perché ci sia un'insistenza storica, amministrativa, politico-amministrativa e anche scientifica su questa questione, quando pezzi grossi, importanti di scienze della natura e della terra sostengono che questa categoria è una categoria che va superata. Nell'analisi delle politiche pubbliche, io di mestiere per 40 anni ho fatto il pianificatore, quindi ho dovuto cercare di capire anche pianificatura territoriale, mi sono chiesto più volte, ecco, perché ci siano queste perversioni, per così dire, dell'amministrazione, questo insistere su alcune cose invece di affrontarne altre. E il problema è conosciuto come dipendenza dal percorso, cioè nasce un'idea in qualche modo in un certo momento, poi piano piano viene ripresa, si consolida, si autoconsolida, si autoafferma, si autogiustifica e diventa, come dire, verità. Si affermano delle verità attraverso il tempo, e così adesso non c'è il tempo per andare a richiamare tutto ciò che è avvenuto, torniamo un indietro, prima perché abbiamo l'attraversa laminante del 2021, del PCR 2021-2027, ma che deriva dalla ponte traversa 2015-2021, che facevano parte di un elenco di opere che erano state valutate dal laboratorio di tagliamento, ma non valutate in termini ambientali, ma in termini strategici, con un'analisi SWOT.
ed è che si trattava spesso, tra queste 10-15 opere valutate, si trattava spesso di idee progettuali, non erano state valutate in sede scientifica, non erano state validate in sede scientifica, erano idee progettuali nate in diversi momenti e che erano state messe dentro questo calderone che era il laboratorio tagliamento. Allora, come dire, se si va a fare l'analisi di questo percorso, l'analisi di questo processo decisionale, si scoprono delle lacune formidabili, di cui l'ingegner Damiano ce ne ha riportata solo la più importante, forse il perché a un certo punto si passa da una opera all'altra senza sufficiente giustificazione. Il sindaco Sette dice ma c'era stata una controversia, eccetera, eccetera, e per cui c'era stato un orientamento verso quest'opera. Forse non era proprio così, dice il sindaco di Vignano, però è vera una cosa, che il passaggio da un'opera all'altra non viene motivato su basi scientifiche, ma viene motivato su basi sostanzialmente di convenienza politica. Non si può più perseguire quell'opera, prendiamone un'altra, stanno nel laboratorio tagliamento, il quale però non aveva fatto alcuna valutazione di carattere ambientale. Ecco, quindi questo per dire cosa? Per dire che siamo in presenza di una ossessione storica, amministrativa, politica, ecco, sul fare le opere piuttosto che considerare anche altre alternative strategiche. Quindi il bivio davanti a cui siamo, e mi sento un pochettino di dovermi anche distinguere da quanto sosteneva anche il sindaco Sarcinelli, cioè questa, come dire, illudersi sulla possibilità del DOFA, ma in realtà il DOFA è una delle due strade che io indico, cioè insistere sul DOFA. Io la metto la coppia un'altra possibilità, cioè quella di pensare di ripartire, anche se fa male dirlo, ma ripartire dal PGRA sulla base di come la direttiva europea prevede il PGRA, ma il DOFA è uno strumento attuativo di uno strumento pianificatorio, e gli strumenti attuativi devono rimanere dentro il cono d'ombra fissato dallo strumento pianificatorio, cioè la pianificazione prevale sulla progettazione. È vero che il DOFA può anche arrivare a ribaltare le carte e dire andiamo all'opzione zero, ma questo significa un conflitto di interessi pazzesco, un conflitto politico e istituzionale pazzesco tra autorità di bacino e la regione. Cioè uno dei due dovrebbe ammettere di aver fatto delle porcherie. Bisogna dire allora che si vada avanti sul DOFA per arrivare forse a quel punto lì, ma contemporaneamente anche ragioniamo sul nuovo PGRA, che vuol dire cosa? Che sì, il PGRA significa presentare oggi all'autorità di bacino la richiesta di un cambio di metodologia nell'ambito del terzo ciclo del PGRA 2027-2033, perché adesso è il momento buono, perché adesso è il momento in cui viene impostato il nuovo PGRA, quindi dove passare dall'insistenza sulle opere trasversali a una gestione integrata del rischio alluvionale del sistema fluviale del tagliamento. Quindi forse si può pensare anche di perseguirle assieme queste due strade, ma questa è più importante dell'altra, perché l'altra probabilmente arriverà a un punto morto. E questa apre una prospettiva, una via d'uscita dal bivio, altrimenti dal bivio non si esce. Abbiamo il punto morto di nuovo. Quali sono le grosse obiezioni che si potrebbero fare a questa prospettiva? Ma si torna al punto di partenza. Non è vero, perché in questo caso, in questa storia del tagliamento, che è una storia che meriterebbe di essere studiata e raccontata in un libro e spiegata a scuola, nei corsi universitari
di tante materie, tra cui anche la mia. E in questo caso siamo in presenza di una procedura amministrativa che sembra non aver mai validato scientificamente le opere proposte. Mai. Se le autoaffermate, autoproposte. E perché, seconda questione, perché è in atto, e questa è la cosa più seria, più grave, è in atto una controversia scientifica pazzesca sulle basi sull'efficacia tecnica delle opere idrauliche tradizionali. C'è una controversia non da poco, cioè noi l'abbiamo percepita in tutti questi dibattiti, ma la scienza è divisa. Allora, se la scienza è divisa vuol dire che c'è un'incertezza fortissima sulle scelte che andiamo a fare. La pubblica amministrazione, poveretta, poi le scelte deve farle, e deve farle con una scienza che è divisa. Scienza che è divisa. E allora, di fronte alla massima incertezza, è meglio scegliere strade più flessibili, ovviamente. Come dire, in qualche misura che possano essere anche, permettere anche un ritorno all'indietro, se le cose dovessero non funzionare. Ecco, quindi la proposta che noi, io spero anche condividendola con Noi Siamo Tagliamento, la proposta che ci cerchiamo di fare è quella di non affidarsi al solo DOCFA, perché lì si va a un binario morto, e guardare invece a un rapporto serio, forte con l'autorità di bacino, per far sì che il tagliamento diventi un caso nazionale o internazionale su questo, nel cambiare le metodologie di pianificazione del rischio idraulico. Grazie. Ha terminato la discussione con le istituzioni. In realtà non siamo perché abbiamo l'Europa con noi che ormai da anni ha invocato questa via. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti questa sera, in questa calda serata. Vi auguro un buon proseguimento e vi invito anche ad assistere agli prossimi incontri, che saranno soprattutto informativi su quello che sta succedendo sul nostro tagliamento e soprattutto sulla via che il professor Fabbro ha indicato, quello della rinaturalizzazione, che è anche la via che l'Europa ci indica e che speriamo che il nostro Paese si adegui. Ecco. Grazie a tutti e una buona serata.